Io sono presidente della Lega per la protezione della caccia del Veneto ormai da quasi una decina di anni e come associazione in Veneto abbiamo avuto parecchio da lavorare perché molte cose le ha dette Riccardo, pensate, la regione è la regione d'Europa attualmente nella quale si può sparare il maggior numero di uccelli. L'elenco delle specie cacciabili, cosiddetto l'elenco delle specie cacciabili, non ce n'è uno più lungo del nostro, quindi abbiamo questo record. Tra l'altro ricordo Berlato, che è l'onorevole paladino dei cacciatori in Veneto, Vicentino, spesso nelle sue assemblee ricorda questa cosa come un vanto, come un merito. Negli anni ne hanno combinato un po' di cotte e di crude, tant'è vero che abbiamo spesso fatto un'attività che riguardava il rincorrere quello che faceva la regione. Io ho cominciato ancora con il WWF nel 1994 a fare dei ricorsi che vincevamo sempre e praticamente a costo zero. Perché a quel tempo, pensate, c'era ancora il commissario di governo. Prima che Bassanini intervenisse per fare danni, secondo me, c'era la possibilità da parte di un qualsiasi cittadino di rivolgersi al commissario di governo e dire: guardate che la regione ha fatto un atto legittimo. E il commissario di governo ha bocciato moltissime leggi. Mi ricordo, pensate anche alla priorità di queste leggi. Galan, primo mandato di Galan. Prima legge che fa il Consiglio regionale con Galan governatore, la legge sulle gabbie e i richiami vivi. Pensate alle priorità del Veneto, no? Di questo governatore che ha fatto di tutto e giù. Mio sforzo al commissario di governo, e il commissario di governo ha bocciato la prima legge. So che mi diceva il commissario di governo, il segretario, che aveva telefonato lui in persona, incazzato nero, perché è stato uno smacco tremendo che una piccola associazione come la sezione WWF di Treviso, con un ricorso del suo responsabile caccia, riuscisse a bloccare la prima legge di questo personaggio, che poi negli anni purtroppo non si è smentito. Ricordo le leggi sulla caccia in deroga sono cominciate nel 2002 e subito avevo fatto ricorso, perché, come è successo anche quest'anno, io quando si sono messi a fare queste delibere, io ho denunciato alla stampa che si trattava secondo me era il periodo del lodo Alfano, no? Si trattava del lodo Galan. Perché? Perché, come diceva appunto Riccardo, è accaduto in Veneto, solo in Veneto, che i cacciatori che in qualsiasi posto del mondo, d'Europa, d'Italia, sono considerati dei bracconieri perché uccidono uccelli protetti, qui da noi invece avevano l'immunità. Un'immunità data appunto da queste delibere che hanno fatto, e quindi si sono inventate l'immunità per i cacciatori. Già dal 2002 ho cominciato a fare i primi esposti e la Commissione europea ha aperto un fascicolo. Questa è una delle ultime lettere che mi sono arrivate dalla Commissione europea, che dice appunto che come è noto la Commissione ha avviato varie azioni legali con riferimento alla caccia in deroga di specie protette della direttiva 409 CE, per le quali la procedura 2004/4926, che riguarda il cattivo recepimento dell'articolo 9 della Regione Veneto. Quindi, perché vi leggo questo numero 2004/4926? Perché quel 2004 là è l'anno in cui hanno aperto il fascicolo in seguito al primo esposto fatto nell'estate del 2002. Ci sono procedure lunghissime in Europa. Quando uno Stato viola una legge, tu fai ricorso, c'è questo diritto, aprono un fascicolo, però prima mettono in mora il paese membro, lo Stato membro, e gli dicono: guardate che stai violando, perché lo dicono lo Stato direttamente, non lo dicono la regione, stai violando una legge con la legge di una delle tue regioni. Lo Stato poi ha 6 mesi di tempo per rispondere, poi altri 6 mesi, e poi magari la regione modifica 2 virgole, tanto per dare il contentino, altro esposto. Bene, pensate che alla fine di tutte queste procedure la Commissione demanda alla Corte di Giustizia, che è l'organo giuridico che deve sentenziare se è una legge legittima o meno, e questa emette una sentenza.
normalmente la sentenza di condanna e le sentenze di condanna vengono tramutate sempre in sanzioni allo Stato membro, sanzioni che sono il mancato convogliamento dei soldi che la Comunità Europea, l'Unione Europea destina ai vari Stati membri. Dal 2004 la cosa in piedi è andata avanti, adesso è alla Corte di Giustizia Comunità Europea, ma siamo nel 2010. Pensate che macchina burocratica, che lungaggini. Questi dal 2002 al 2010 hanno continuato a cacciare illegalmente, come se noi fossimo, non so, l'Albania, che non appartenessimo alla Comunità Europea. E questo poi si tramuterà, pensate, questa regalia fatta ai cacciatori si tramuterà in sanzioni per tutti noi. Hanno tenuto interi consigli bloccati fino di notte, hanno sempre fatto questi consigli per la legge perché ne fanno uno all'anno. Perché ne fanno uno all'anno? Poi c'è anche un altro meccanismo, perché se ne facessero una, quella verrebbe minata e bombardata dalla Commissione Europea. Invece fanno uno per quest'anno, ha validità limitata e dopo quella la accantonano. Sicché la Commissione Europea non fa ora ad aprire le carte e leggere che già c'è una legge nuova e così ti impone a te associazioni e così via, di là a fare tutti questi ricorsi ogni anno e a continuare a scrivere, a riprendere fascicoli. Loro poi dopo, quando gli arriva la tua denuncia con gli allegati, la devono tradurre in 4 lingue, perché dopo chi esamina non sono tutti italiani e i giudici non sono tutti italiani, quindi sono tutti. Quindi sì, fortunatamente sotto un certo punto di vista sicuramente. Pensate che quest'anno, come vi raccontavo, tanto per dirvi fino a che punto arrivano, la legge non hanno potuto fare, hanno fatto delle delibere, le delibere però le puoi impugnare al Tribunale Amministrativo Regionale, abbiamo fatto dei ricorsi come l'AC, facendo correre i nostri avvocati anche con l'acqua alta a Venezia, perché poi nella realtà la Venezia fa tutte le notifiche eccetera. L'hanno rifatta 3 volte. Per 3 volte gliel'abbiamo fatta bocciare con dei tempi record, sono stati bravissimi i nostri avvocati, ci siamo impegnati veramente a fondo. Pensate che una di queste delibere l'hanno fatta la giunta regionale, pensate le priorità, era quando c'era tutto il discorso di Vallap che non arrivavano i soldi, che la regione era andata a dare i soldi all'Abruzzo ma non agli abitanti di Vallà senza casa. Il TAR ha bocciato la legge venerdì mattina, venerdì sera la giunta regionale del Veneto, la Donna Zangala e tutti gli altri si sono riuniti d'emergenza fuori orario d'ufficio di notte al Genio Civile di Padova per fare cosa? Un altro delibera fotocopia della prima. Per far cacciare il sabato e la domenica. Per far cacciare perché? Perché c'era il sabato e la domenica i cacciatori che dovevano sparare agli uccellini protetti, alla piscola. Io qua ho alcune foto. Questo è un petirosso, poi parlerò anche delle reti, questi sono i richiami sulla casa si prospetta, saranno tempi duri perché pare appunto che avremo un nuovo governatore, un governatore ancora più sensibile ai cacciatori più estremisti. Pensate, lo scorso anno il nostro avvocato di Milano è riuscito a far impugnare al TAR del Lazio la legge, un documento che serviva a far approvare la legge veneta sulla caccia in deroga. Bene, sapete cosa ha fatto il ministro dell'agricoltura, adesso candidato a governatore? Ha detto: ho messo in piedi una task force di avvocati, di giuristi per non far bocciare la legge sulla caccia in deroga. Pensate, una legge illegale, una legge che si pone fuori dall'Europa, una legge che consente la caccia agli uccellini protetti, una legge che consente un reato, una legge che dà l'immunità ai cacciatori del Veneto. Questo ministro dell'agricoltura, Zaia, ha detto: ho messo su una task force di giuristi per difendere questa legge. Quindi diciamolo in giro adesso che si candiderà a governatore Zaia, per gli animali, per l'ambiente e per la biodiversità.